Nuovo appuntamento con il Veneto in diretta. Nello spazio intervista abbiamo il piacere, nell'occasione, di incontrare Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Benvenuto onorevole Bitonci. Grazie a tutti, grazie per l'invito e chi ci ascolta. Onorevole Bitonci, siamo all'indomani di un semestre impegnativo per quanto riguarda il nostro Paese e impegnativo anche per il vostro lavoro. Quali sono stati i principali interventi, soprattutto a favore di una realtà che lei conosce molto bene, che è per esempio quella delle piccole e medie imprese che, lo sappiamo, nella nostra regione costituiscono il tessuto connettivo nonché l'asse portante dell'economia? Per il primo anno noi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri la legge annuale per le PMI, ovviamente sulla spinta delle richieste delle varie associazioni di categoria. Sono iniziate le audizioni che sono in corso. Il provvedimento lo seguirò io perché ho la delega diretta. Nel provvedimento ci sono delle importanti novità legate alle semplificazioni del mondo delle imprese e degli artigiani. Direi che una cosa importante che è proprio stata una mia iniziativa è la riforma del mondo del credito e dei confidi, questo legato al fatto che i confidi già lo scorso anno hanno ricominciato a emettere garanzie nuovamente, perché nel periodo del Covid è stato un periodo estremamente delicato per loro, perché quando lo Stato dava garanzie col fondo di garanzia PMI fino al 100% alle imprese, il mondo dei consorzi fidi, che solitamente sono consorzi di carattere artigiano, hanno lavorato pochissimo. Noi grazie alla riforma dell'anno scorso abbiamo aumentato la possibilità, quindi l'importo ridotto prima 65 e quest'anno anche a 100.000 euro, quindi hanno quadruplicato il loro impatto sull'economia, soprattutto delle piccole, delle micro aziende, e ci apprestiamo a fare una riforma dandogli anche nuove possibilità, la possibilità di dare nuovi servizi alle imprese, di fare anche una piccola erogazione diretta, quindi insomma questo è un elemento fondamentale. Altro elemento di novità, direi estremamente importante, da segnarsi nell'agenda. In questo mese viene riaperto lo sportello per l'autoproduzione energetica, quindi la possibilità per tutte le imprese con un taglio anche molto piccolo, perché la possibilità è dai 30.000 euro fino anche a 1 milione di euro per le nostre imprese di acquistare pannelli fotovoltaici e batterie, esteso quindi a tutte quante le imprese, con una percentuale, direi importante anche di contributo e di credito per queste aziende. Questo ovviamente per accompagnarle nell'autoproduzione di energia e nella transizione di tipo tecnologico. Altro intervento importante è stato Transizione 5.0. Transizione 5.0 che è partita molto lentamente, direi, grazie a tutte le misure che sono state introdotte da parte dell'Unione Europea. Purtroppo l'Unione Europea ha creato alcuni problemi in questa misura estremamente importante, capiente, perché ci sono 6,3 miliardi che sommata a Industria 4.0 sono quasi 13 miliardi per le nostre imprese, però la Commissione Europea ha richiesto la certificazione ex ante, la certificazione ex post, tutta una serie di adempimenti burocratici che noi abbiamo tentato abbiamo cercato di semplificare durante la legge di bilancio dello scorso anno per il 2025. Qualcosa abbiamo semplificato, qualcosa abbiamo anche tolto. Abbiamo dato la possibilità, per esempio, per l'acquisto dei nuovi macchinari, la possibilità quindi di non certificare la riduzione del consumo energetico, ma il fatto che si acquista un macchinario nuovo, questo presume già che abbia minori consumi, quindi ha aiutato molto le imprese. Siamo già a 1 miliardo di prenotazioni e quindi di crediti d'imposta. Non sarà facile arrivare a fine anno ai 6,3 miliardi e quindi abbiamo chiesto, e in questi giorni io ho parecchie telefonate e parecchi incontri anche con associazioni di categoria e imprenditori, che ovviamente tra individuazione, prenotazione del macchinario, ordine del macchinario, è chiaro che i tempi si allungano, quindi c'è una trattativa in corso con la Commissione Europea
per cercare di prorogare il tutto al 2026. Grazie all'onorevole Massimo Bitonci. Si conclude qui lo spazio intervista del Veneto in diretta, che appunto ringrazia del contributo sempre preziosissimo di Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A lei l'augurio di un buon proseguimento, onorevole Bitonci, un buon lavoro e soprattutto una buona estate. Grazie e buona giornata a tutti.